Dunque, lo stendino è tornato al posto originario, al posto di Babbo Natale, e l'ho rimesso là, e ho usato quello nuovo che vi ho fatto vedere. Sono le 4:10 di pomeriggio. Sono appena arrivata a casa dal lavoro. Ho voluto fare il più possibile oggi perché so che i prossimi giorni saranno un po' intensi, quindi ho detto faccio tutto il possibile e poi domani mattina ho altre cose da fare che non ho fatto adesso, ma domani perché ho il cervello che non ne può più. 2021 basta. Ho finito con una ditta, con un'azienda, domani inizio con un'azienda nuova. Stesso lavoro, azienda nuova, è una cosa stranissima, che comunque per il primo periodo rimarrà tutto uguale, però tipo qualche anno fa avrei avuto un'ansia di quelle, invece no, non sono così agitata come... Cioè, pensavo sarei stata molto peggio mentalmente, psicologicamente, invece no, sono abbastanza tranquilla. Adesso io devo ancora mangiare, chiaramente. Adesso mi metto a sistemare, sto vagando, sto andando avanti e indietro come una pazza. Questa roba l'ho messa qui semplicemente perché, mutande, semplicemente perché era ancora un po' umida stamattina. E perché ho fatto l'asciugatura di 2 ore e quindi era leggermente umida ancora, allora l'ho lasciata lì, adesso sarà asciutta. Adesso do da mangiare ai gatti perché poretti è da stamattina che non si cibano, povere bestiole. Dovrei accendere il fuoco, ho appena acceso il riscaldamento. Qui in questa stanza ci sono ben 13 gradi e mezzo, dai, non è male. E di là ce ne saranno 10, anche di meno. E devo ancora fare il letto. Mi do una mossa. Ci riaggiorniamo. Buongiorno, sono arrivata a casa presto, ma allora alla fine sono ancora qua. Sono arrivata, che ho staccato mezzogiorno, vabbè, sono partita a mezzogiorno e un quarto da Cortina, più o meno. Ci ho messo un po' a venire fuori perché comunque c'è un po' di traffico, sì. Oggi è il primo dell'anno, quindi chiaramente un po' di movimento c'è, anzi più che un po'. Cioè l'anno scorso era bellissimo, zona rossa, non c'era nessuno. Quest'anno è il caos. Il caos, sono tutti impazziti, tutti che parcheggiano sulla statale, prendono, vanno a far spesa. Sono sicura che se la mettessi io la macchina parcheggiata sulla statale, che ha una targa con Belluno, provincia Belluno, di sicuro mi troverei una multa, ma minimo una multa, minimo. Quindi sì, vabbè. Quando c'è gente le multe non le fanno, è raro, molto raro. Le fanno ai residenti, chiaramente. E penso sia ovunque così alla fine. Vabbè, niente, quindi primo giorno con la nuova azienda andato. Non ho spiegato bene, perché su Instagram ho accennato che c'è stato il passaggio, ma io faccio sempre lo stesso lavoro, ecco. Ci tengo a precisare questa cosa perché qualcuno ha pensato che avessi cambiato lavoro. No, è lo stesso lavoro ma con un'altra azienda. Ecco. E mi sa che la vedrete anche perché adesso non si vede la scritta, ma prima o poi si leggerà. E quindi molti capiranno in che settore lavoro. Per il resto non posso tenervelo nascosto a vita perché ho sulla maglia del lavoro, adesso la tolgo anzi. E non mi ricordo cosa stavo dicendo. Vado che devo pulire, c'ho un casino in questa casa, uno sporco allucinante. Oggi è il mio compleanno, tra l'altro. Ma così giusto per dire, è il mio compleanno. Faccio 32 anni e me ne sento tipo 80. Va bene? No dai, adesso pulisco, mi do una mossa, mi lavo anche i capelli. Oggi, visto che sono arrivata a casa presto, dovrei riuscire a fare parecchie cose pomeriggio, quindi poi andrò su dai miei perché comunque è il mio compleanno, volevo fare un salto su e domani pranzeremo dai miei. Invece che fare oggi, che comunque è sabato, non mi va, facciamo tutto domani, la festa di compleanno, diciamo, la festa, insomma. Sì, mangiamo insieme, mangiamo la torta e boh, insomma. Ho il telefono nuovo, novità, adesso ho 3 telefoni.
Io ho il mio personale, quello dell'azienda vecchia, che chiaramente è ancora attivo perché comunque servirà ancora, e quello dell'azienda nuova. Quindi io giro con 3 telefoni. Quello nuovo, che ci ha consegnato oggi, è un Galaxy A32, 128 giga, ed è qua. Ma penso che abbia anche che senta anche quello che dico, sto telefono qua. Non è che mi fidi tanto, sinceramente. Ha la localizzazione sempre attiva perché si timbra il cartellino attraverso quello, quindi che meraviglia. Tutto su smartphone. E adesso vado a fare sistemazioni di casa perché altrimenti viene tardi anche oggi. C'è un uccellino che sta mangiando, che bello. Come si fa a ingrandire così? Oh, che carino. È piccolo piccolo. Di solito sono più grandi. Questo qua è magrolino, è piccolo piccolo proprio. Di solito i miei uccellini qua di fuori sono ciccioni. Comunque nevica e oggi è il 5, se non sbaglio, 5 stavo per dire dicembre, no, 5 gennaio. Ragazzi, ma non è normale che io abbia l'ossigenazione che va a 88? No, credetemi. Allora, questo qui secondo me non funziona perché ossigenazione a 88 e che non è proprio possibile. Sarei dovuta essere già in ospedale a quest'ora. Cioè, io sto respirando normalmente. Cioè, lo capite che non può essere realistica sta cosa, perché sennò sarei tipo da ospedale. Ah, è 94, infatti. Ma perché non mette a fuoco questi numeri? Perché è rosso? Comunque io giro sempre sui 96 in genere, sì, 96. Vabbè, adesso mi sto anche muovendo, non va tanto bene. Oggi è il 5 di dicembre. Pippo si è messo nella cuccetta e Peppe invece è qua di fianco. E niente, Franz è andato a portare i suoi a fare la dose di vaccino in ospedale perché c'era la possibilità di chiedere di fare in ospedale e hanno attivato anche quel punto che è molto utile perché i suoi sono anziani e hanno dei problemi e quindi è sempre meglio fare in un ambiente più sicuro come l'ospedale. Più sicuro, bisogna vedere. Comunque in genere dovrebbe essere più sicuro, ecco. Per me Franz ho prenotato io per i suoi e per me Franz anche ho già prenotato, ma noi ce l'avremo più in là e non in ospedale ma al drive-in solito. Non mi sono più fatta sentire, sono delle giornate molto stressanti e ieri ho avuto una giornata veramente nera, umore proprio pessimo ed era da tanto che non mi capitava una cosa del genere, tanto, veramente tanto, ma ieri è andata così. Purtroppo è così, non posso raccontarvi niente perché, ve lo ripeto, sia per privacy mia che per privacy dell'azienda non voglio neanche parlare più di tanto di queste cose. Però insomma sto passando un periodo un po' così, quindi anche tutti i vlog precedenti li avrete visti in ritardo perché sono molto presa col lavoro, ecco, solo per quello. E niente, io sono qua che aspetto che torni Franz e mi sono già bevuta un tè caldo e adesso non so, vorrei andare via ma ho il fuoco acceso quindi non vado, anzi adesso chiamo Franz così sento a che punto è. Al lavoro sentivo un sopra la testa, mongolfiera, è passata proprio sopra l'ufficio. Ho fatto una corsa per venire fin qua, stanca morta. E questo è più vicino, adesso devo andare perché ho da fare. Questa voleva atterrare qua sopra l'ufficio. Devo finire questo vlog perché l'ho iniziato una vita fa e devo ancora finirlo. Oggi ho messo tiragrafi qui dei gatti. Devo trattare la muffa. Voilà! È uscita di nuovo! Beh, dopo tanti mesi che avevo spruzzato quell'affare, per cui sono anche soddisfatta. No, quest'anno mi sa che faremo il trattamento proprio. Se avremo tempo, dovremmo fare proprio quel trattamento che avevo fatto io anni fa con la pittura apposta. E poi ho già visto quale prendere. O quella che avevamo usato anni fa, che avevo usato anni fa.
L'avevo fatto io quel lavoro, ma la pittura antimuffa è densissima e non puoi diluirla come quella normale, sicché è difficilissima da stendere. È un'impresa mettere la pittura antimuffa. Comunque, che colorito che ho. Niente, devo ancora fare colazione, sono le 11 di mattina, è domenica, altrimenti non potrei essere a casa se non fosse domenica. Vabbè, latte, che l'ultima volta ho sbagliato a comprare, ho preso quello scremato, senza lattosio scremato. E adesso devo finirlo, ho ancora una bottiglietta da mezzo litro. Sapete cosa faccio? Mi metto di fuori. Io ho già sistemato casa. Sì. Ciao Pepe. Mi metto qua. Qua ho pulito prima perché è sempre un disastro questo tavolino. Ci sono gli uccellini che vanno avanti e indietro, sì che mi portano tutto lo sporco. Mangio questi qua, sono quelli di marca. E vado a prendere la tazza. Vieni. Vieni che tu dai. Oh, là col pelmo. Vediamo qua cosa riesco a fare, ma c'è troppo sole, dovrei mettere le lenti scure perché si sta benissimo fuori, per quello mi sono messa qua. Stavo pensando a quest'ora essere su un rifugio di fuori sulla terrazza a prendere il sole. Beh, qua è la stessa cosa, solo che siamo in paese, però alla fine è la stessa cosa. C'è il silenzio, sentite? Si sente un po' la statale, ma per forza è qua sopra, però si sta molto molto bene oggi. Sappiate che oggi è il 15 e non ho più registrato perché sono stata molto impegnata. Sappiate che ho fatto talmente tanti acquisti, ho speso un casino di soldi. Col cambio azienda chiaramente hanno pagato tutto quello che c'era da pagare. Non so se hanno pagato tutto, a Franza non credo, a me penso di sì. E ancora non ho il foglio della busta paga, quindi non so. Comunque, che meraviglia. Sappiate che ho speso tantissimo. E oggi stavo guardando di comprarmi l'aspirapolvere nuovo, non quello senza fili, quello col filo normale, perché quello lo trovo ottimo per fare le pulizie quelle grosse di casa. Invece quello senza fili lo uso tutti i giorni ancora adesso e funziona ancora benissimo, cioè nonostante io l'abbia comprato anni fa ormai, però è perfetto. C'è Pepe che stanno usando i cereali, il riso soffiato. Non capisce che cos'è. Pepe. Sì, io mi metto qua a far colazione, non è convinto. Insomma, volevo comprarmi anche quello, ma ho veramente speso tantissimi soldi fino adesso, quindi meglio che mi fermi un attimo perché devo fare delle cose importanti. Devo far sistemare internet di casa perché non so come si è rotto un pezzo, ma ancora penso un mese fa, se non di più, no, un mese fa forse, si è rotto un pezzo della parabola, non so come, cioè secondo me qualcosa di peso ci è andato sopra e si è rotto perché è impossibile. E poi devo far fare la pulizia della caldaia. E sono in compagnia dei due gattacci. Sì, Pippo, ho dato una pulita anche a quello. Velocissima ma l'ho data. Che belli! E che bel culo! E ho comprato anche il... ve lo dico o non ve lo dico? Sì dai, ve lo svelo, tanto il video uscirà tardi. Sarà già arrivato. Ho comprato il telefono nuovo. Visto che mi sono arrivati tutti questi soldi, tutti, sì, erano tanti, ma non poi così tanti, ecco. E mi sono comprata il telefono, che lo desideravo da quando è uscito, per cui... Vabbè, dai, latte e colazione. Andiamo giù. Eccoli qua. I festoni devo pulire perché ho fatto un disastro. Questi non credo li terrò per il prossimo anno. Sapete che non lo so, ma magari li tengo e poi il prossimo anno deciderò
cosa fare. Intanto li metto in un sacco e pulisco qua perché è un disastro, lasciano un casino di pezzi. Vabbè, intanto pulisco. Pulito, tutto pulitissimo, rispetto a prima è perfetto. Oh, ma qua si sta da Dio, c'è ancora il sole, si sta benissimo. Sì, laggiù ormai è ombra e manca poco anche qua, che meraviglia. Vabbè, con questa immagine io vi abbandono, chiudo questo vlog e wow, vabbè, chiudo questo vlog, mi riprendo i guanti, la scopa e metto in macchina quello che devo mettere in macchina e portare via. Ho dato una pulita anche alle scale, avete visto che il telefono è caduto. Ma era proprio sporco, Dai, con questa immagine io vi saluto e forse i prossimi video, i prossimi vlog saranno fatti col nuovo telefono, non vedo l'ora. E noi ci vediamo alla prossima. Statemi bene, mi raccomando. Oggi faccio la chiusura video, miracolosamente. E niente, alla prossima. Ciao! Ho anche accorciato le unghie. Devo fare il gel. Se ho voglia oggi faccio anche quello. Ciao!